Così dice la parola. Non è questo la cosa più importante. Nelle chiese ci sono molti credenti, nelle chiese ci sono molti membri di chiesa, ma ci sono pochi discepoli. Il discepolo crede nel Signore e crede in tutto quello che Lui dice. Crede anche quando non vede quello che Lui crede di vedere, perché Dio è fedele. Amen. Allora noi vogliamo essere discepoli di Cristo. Il discepolo adora il Signore, perché così è detto nella sua parola: Egli è in cerca di veri adoratori, coloro che lo adorano in spirito e verità. Amen. Quanti sono venuti questa mattina per adorare il Signore, non per ricevere, per adorare il Signore? Gloria a Dio. Allora vedrai che il Signore toccherà il tuo cuore questa mattina. C'è una parola che viene dal trono di Dio per te questa mattina. Amen. Fatto in me.
Degno l'agnello di Dio. Alleluia. Se soltanto lo Spirito Santo in questo momento ci trasportasse nel cielo e potremmo vedere quello che Giovanni ha visto quel giorno. Ha potuto vedere miriadi e miriadi di angeli che lodavano e glorificavano il nome di Gesù e che cantavano: degno, degno, degno è l'agnello di Dio, santo, santo, santo sei tu. Oh fratelli, se gli angeli lodavano il Signore e dicevano degno è l'agnello, che loro non sono stati riscattati dal prezioso sangue di Gesù, perché sono stati creati per adorare il Signore, quando più noi dobbiamo dire degno è l'agnello di Dio, perché siamo stati riscattati con il prezioso sangue dell'agnello di Dio. E questa mattina, se non hai altro scopo, se non hai altro motivo per ringraziare il Signore, ringrazialo per la salvezza che ti ha dato. Degno è l'agnello di Dio, degno, degno è il Signore. Alleluia. Le mie mani alzo a te,
Tu sei colui che il cuore mio desidera. Signore, l'anima nostra trova riposo solo in te. Tu sei il vero ristora anima. Possiamo andare in tanti luoghi, cercare un po' di ristoro, ma Signore, noi troviamo riposo solo in te. Come Davide poteva dichiarare: l'anima mia trova riposo solo in Dio. Questa mattina è un privilegio che noi ci troviamo qui e vogliamo, Signore, occupare questo tempo nel riflettere la nostra vita. Signore, ti ringraziamo perché ogni giorno tu ci dai la vita. Ti ringraziamo per quello che tu fai per noi ogni giorno. Ti ringraziamo per la tua fedeltà. Se noi dovessimo contare sulla nostra fedeltà, chi potrebbe vantare qualcosa davanti a te questa mattina? Ma Signore, noi siamo qui e ti ringraziamo con tutto il cuore. Signore, questa mattina vogliamo dirti: Signore, espandi il tuo spirito in mezzo a noi. Salva, guarisci, sana, battezza, libera, affinché possiamo uscire da questo luogo completamente trasformati, cambiati. Se c'è qualcuno in mezzo a noi che ha bisogno del tocco della tua mano di guarigione, Signore, tu sei lo stesso ieri, oggi e in eterno. La tua mano non si è riaccorciata. Stendi la tua mano di guarigione, Signore, e guarisce e libera. Te lo chiediamo nel nome di Gesù. Se c'è qualcuno che vive, Signore, con un problema spirituale, Signore, tu sei l'Eterno che libera. Signore, ti chiediamo questa mattina di liberare nel nome di Gesù da ogni attacco spirituale, affinché ci possiamo sentire liberi nel lodare il tuo nome. Sia manifestata la tua gloria in mezzo a noi questa mattina. Noi te lo chiediamo nel nome di Gesù, Signore. Ogni spirito sia legato nel nome di Gesù. Nel nome di Gesù, e che ci sia l'unzione del tuo Santo Spirito su ogni cosa che noi faremo questa mattina. Te lo chiediamo nel nome di Gesù. Alleluia. Gloria a Gesù. Alleluia a te, Signore. Gloria a Gesù. Alleluia a te, Signore Dio. Le paure non sono più schiavo, sono un figlio di Dio. Le paure non sono più schiavo, sono un figlio di Dio. Mi hai chiamato a te con una melodia. Alleluia. E mi circondi col tuo amore. I tuoi figli non hanno paura, Signore. Che mi libera dai nemici miei. Alleluia. Hai distrutto le paure. Le paure Non sono più schiavo, sono un figlio di Dio. Delle paure non sono più schiavo, sono un figlio di Dio. Tu hai scelto me dal grembo di mia madre, per nome tu mi hai chiamato, e rinato sono nella famiglia tua, il tuo sangue scorre in me. Delle paure
delle paure non sono più schiavo, sono figlio di Dio. Oh, oh, tu apri mari e calmi le tempeste, le mie paure hai cancellato, mi hai salvato e canto forte che sono figlio di Dio. Tu apri mari e calmi le tempeste, le mie paure hai cancellato, mi hai salvato e canto forte che sono figlio di Dio. Sono figlio di Dio. Sono figlio di Dio. Alleluia. Gloria a Gesù. Delle paure non sono più schiavo, sono figlio di Dio. Delle paure non sono più schiavo, sono figlio di Dio. Alleluia. Puoi dire questa mattina io non sono schiavo delle paure? Amen, alleluia. Non dire amen se non è vero, eh? Non dire amen. Quanti sanno che Dio libera dalle paure? Amen. Il salmista dice: io ho cercato l'Eterno ed Egli mi ha liberato da ogni paura, da ogni spavento. Io ho sofferto da ragazzino, avevo paura del buio, dovevo dormire con le luci accese. Il Signore mi ha liberato dalla paura, ma ci sono tante paure, tanti modi. E a volte viviamo anche come cristiani e siamo succubi delle paure. La paura è naturale, la paura Dio l'ha creato ed è buono che ci sia questo sentimento, se no altrimenti faremo cose, ci lancieremo dalle montagne come fanno tanti, no? Un po' da paura ti viene ed è giusto, però essere schiavi della paura è un'altra cosa. Io non sono più schiavo delle paure. Quando la paura viene, lascia che la fede apre la porta alla paura e vedrai che andrà via. Questa mattina parlerò proprio intorno a questo argomento in modo particolare. Non eravamo rimasti d'accordo di cosa suona, io non so mai cosa cantano, perché ognuno di loro sceglie i canti. Accomodatevi, gloria a Dio, accomodatevi, scusatevi se vi ho tenuto ancora in piedi. Gloria a Dio, sono contento di essere qui questa mattina, di essere tornato in chiesa, vedo che ci sono tanti assenti, adesso ne approfittano per andare via, le giornate sono belle, ma noi siamo qui per lodare il Signore. Amen. Quanti sanno che il Signore non importa il numero? Sapete cosa ha detto Gesù? Era proprio quello che in questa settimana ho avuto un tempo meraviglioso di stare solo io e il Signore. Proprio guardate, ho avuto tempo di staccarmi anche dalla famiglia, anche perché la famiglia non mi vuole. Quando vado vicino a loro, allora inizio a scherzare, prenderli in giro, papà va via da qui, e mi mandano via.
E allora io me ne vado e mi metto, sono stato, perché lì ci sono dei vigneti dove eravamo stati e sono stato lì in mezzo ai vigneti ed è bello ascoltare la voce del Signore. Sapete, noi pastori più delle volte abbiamo tanti impegni durante la settimana, incontriamo, ci sono persone che vogliono parlarci e abbiamo poco tempo per parlare con il Signore e avere tempo con il Signore. Bene, questo è stato un tempo bellissimo. E proprio il Signore mi faceva notare, no? Io dicevo sempre, Signore, ma perché a volte noi dovremmo essere di più in chiesa, dovremmo anche al martedì alla preghiera, al giovedì, la domenica è piena la chiesa, ma durante la settimana, ma perché? E ho sentito proprio una voce, ma a te, che ti importa? A te, che ti importa? Che mi sono girato, ho detto qualcuno forse ha letto nel mio pensiero, ma a te, che ti importa? Tu predica la parola. Tu predica la parola. Cosa ho scritto nella mia parola? Se 10.000 si accordano? Se 1.000 si accordano? Se 100 si accordano? Cosa ho scritto nella mia parola? Se 2 si accordano. E il Signore mi ha parlato molto su questo, che forse predicherò più avanti. Ero indeciso cosa predicare, ma questa mattina lo Spirito Santo ha messo un altro messaggio nel mio cuore. Sempre il Signore ha parlato al mio cuore in questo sentimento. Ed è buono che ascoltiamo la voce del Signore. E a volte ci preoccupiamo, ma noi non dobbiamo preoccuparci, perché è il Signore che salva, è il Signore che libera, il Signore che guarisce, il Signore che mette fame e desiderio nel tuo cuore di venire alla sua presenza. Amen? Non siamo noi, non sono le belle parole, assolutamente. È Lui, un bambino, un neonato. Sapete quante volte mangia al giorno? 6 volte al giorno, anche 7. E Lui, vero Adriano? E lui se di notte, anche Sara, e lui se di notte ha fame, non è che dice aspetto domani mattina, vero? Inizia a... non importa se tu stai dormendo o no. Se tu hai fame, vieni alla presenza di Dio, amen? Vieni, perché hai bisogno del latte spirituale, amen? Così non guardi l'orario, non guardi il tempo, hai fame, hai voglia di mettere cibo succulenti, ma se uno non ha fame, non ha fame. Amen. C'è qualcuno che desidera ringraziare il Signore questa mattina? Vi do 2 minuti di tempo. 59, 58, 57. 50. Deborah, gloria a Dio. Pace a tutti. Allora, io volevo ringraziare il Signore perché, sapete tutti che ho passato un periodo lungo, ma non proprio un periodo, però in cui non sono stata bene e ringrazio il Signore perché è da un pochino adesso che sembra che abbiamo trovato qualcosa, non noi, un medico nostro amico che ringrazio se ci sta seguendo, ringrazierò sempre perché il Signore ce l'ha messo nella nostra vita veramente e ringrazio il Signore per la sapienza che dà agli uomini e, non ho parole per quello che Lui ha fatto per noi, ecco. E insomma voglio ringraziare il Signore perché al momento sto bene, sono bella energica, ho passato delle ferie in cui ho camminato molto e sto meglio di mio padre sicuro. Ecco, e quindi sì, e voglio ringraziare tutti quanti per le preghiere perché sono sicura che se adesso sto bene è grazie alle preghiere di tutti perché il Signore opera quando tutti ci uniamo insieme a chiedere qualcosa, per cui vi ringrazio veramente tanto. Amen. Amen. Gloria a Dio, quest'anno è stata una cosa perché siamo andati, nelle cittadine che abbiamo visitato, ma ad Acqui Terme, cioè lei correvano avanti e io dietro. Ho detto adesso ho bisogno io di preghiere. Chilometri, credetemi. Gloria a Dio. Amen, Dio è fedele. Diceva un fratello, no? Cioè il nostro pastore prima diceva, quanto grande è Dio? E c'era un fratello che il Signore l'aveva tirato fuori dal letto perché lui aveva un'embolia cerebrale e il Signore l'aveva guarito completamente, lui non si muoveva, era fermo così. Eravamo andati a pregare a casa sua, un ragazzo che le prime volte che siamo andati a pregare, lui non conosceva il Signore, Gianluigi si chiama, è ancora in chiesa a Vicenza. Siamo stati lì a pregare e è stato letto soltanto un salmo e attraverso quel salmo che fu letto quel giorno in casa sua, lui si alzò e disse a sua mamma, prendimi i pantaloni, davanti a tutti quanti noi, eravamo presi i pantaloni e iniziò a camminare.
Lui era bloccato a letto, non si muoveva perché aveva questa ischemia cerebrale. E allora quando il pastore diceva in chiesa quanto grande è Dio, e lui diceva di più, non diceva di più, solo questo era, no? E quindi si alzava in testimonianza e diceva Dio è più grande, e si sedeva. Questa è la sua testimonianza, Dio è più grande, gloria a Dio. Quando Dio ti libera, sai cosa significa? Amen. E possiamo raccontare agli altri che Dio è l'Eterno che libera, l'Eterno che guarisce. Amen. Qualcun altro che desidera ringraziare il Signore? Alleluia. Niente? Siamo a posto così? Va bene. Allora andiamo nella parola di Dio. Voglio ricordarvi anche le offerte. Vogliamo ringraziare il Signore, come il Signore mette in cuore per donare. Abbiamo le missioni. Luglio e agosto sono momenti particolari dove si parte. Ricordatevi di fare la vostra parte, tutti quanti. Dio ama un donatore allegro. Amen. Quindi con tutto il cuore, gloria a Dio. Va bene, andiamo alla parola di Dio in Atti capitolo 12, Atti degli Apostoli capitolo 12. Quanti vengono in chiesa con la Bibbia? Guardate che non vi sto guardando, vedete che non vi guardo. Quanti invece dicono, no, io tanto viene proiettato, che me la porto a fare? Quanti sanno che il contadino va a zappare con la zappa? Anche il soldato va col fucile. La Bibbia bisogna portarla. È vero che uno dice ho il cellulare, ma tu non è che sul cellulare poi puoi sottolineare, almeno credo, puoi sottolineare qualcosa, si può. Ok, rimangio la parola. Io amo ancora il profumo della Bibbia. Ne ho tante, ne escono sempre nuove. Però mi piace perché sottolineo. Poi un giorno vado a leggere, magari passo vicino e leggo dove ho sottolineato, ho scritto, ah sì, mi ricordo. Non so se questo lo puoi fare sul cellulare. Vi ho fregati. Ok. Ora in quel tempo il re Erode cominciò a perseguitare alcuni della Chiesa e fece morire di spada Giacomo, fratello di Giovanni. E vedendo che questo era gradito ai giudei, fece arrestare anche Pietro. Ora erano i giorni degli azimi. Dopo averlo arrestato lo mise in prigione, lo affidò alla custodia di 4 picchetti di soldati, ciascuno intendendo di farlo comparire davanti al popolo dopo la Pasqua. Pietro era dunque tenuto in prigione, ma una preghiera continua era fatta dalla Chiesa di Dio per lui. Or la notte prima che Erode lo fece comparire in pubblico, Pietro dormiva in mezzo a 2 soldati, legato con 2 catene, le guardie davanti alla porta custodivano la prigione. Ed ecco un angelo del Signore sopraggiunse e una luce risplendente nella cella e percosse il fianco di Pietro, lo svegliò dicendo alzati in fretta, e le catene gli caddero dalle mani. Quindi l'angelo gli disse cingiti, allacciati i sandali, ed egli fece così. Poi gli disse avvolgiti nel mantello e seguimi. E Pietro uscito lo seguiva non sapendo ciò che gli stava accadendo per mezzo dell'angelo fosse vero. Infatti egli pensava di avere una visione. Ora, come oltrepassarono la prima e la seconda guardia, giunsero alla porta di ferro che conduceva in città, ed essa si aprì a sé davanti a loro. E usciti percorsero una strada e all'improvviso l'angelo lo lasciò. E quando rientrò in sé Pietro disse, ora per certo riconosco che il Signore ha mandato il suo angelo e mi ha liberato dalle mani di Erode e da tutto ciò che si attendeva il popolo dei Giudei. E quando si rese conto della situazione si recò alla casa di Maria, madre di Giovanni, soprannominato Marco, dove molti fratelli erano radunati e pregavano. Appena Pietro bussò alla porta d'ingresso, una serva di nome Erode si avvicinò cautamente per ascoltare. E riconosciuto la voce di Pietro, per la gioia non aprì la porta, ma corse dentro e annunciò che Pietro stava davanti all'ingresso. Ma essi le dissero,
tu vaneggi. Ella però affermava che era così e quelli dicevano: è il suo angelo. Pietro intanto continuava a bussare. Ora essi, avendo aperto, lo videro e sbigottirono. Ma egli, fatto loro cenno che con la mano di tacere, raccontò loro come il Signore lo aveva fatto uscire dalla prigione. Poi disse: riferite queste cose a Giacomo e ai fratelli. Poi uscì e si recò in un altro luogo. Fin qui la parola di Dio. Gloria a Dio! Pietro sta vivendo un momento particolare della sua vita. Innanzitutto abbiamo letto qui che ora in quel tempo il re Erode cominciò a perseguitare alcuni della Chiesa e fece morire per spada Giacomo, fratello di Gesù. Quindi Pietro sa che cosa gli sta aspettando, cosa gli attende. Pietro è stato messo in prigione. Questo, sapete come si chiama questo termine? Il miglio verde. Vi ricordate, c'era un film che era il miglio verde, perché il giorno dopo ti devono far fuori, la tua vita è finita. Voglio dirvi innanzitutto, Pietro viene da esperienze forti nella sua vita, esperienze molto forti. Pietro credo che sia stato l'unico che ha fatto esperienze rispetto agli altri veramente incredibili. Pietro, nella vita di Pietro, c'è un Simone e un Pietro. C'è un vecchio e un nuovo. Come nella nostra vita. Nella nostra vita c'è un vecchio uomo, c'è un uomo nuovo. C'è un vecchio Giovanni mi chiamo io. Poi c'è uno nuovo. Però quello che voglio dirti è che il vecchio non ti abbandona mai. Il vecchio ti segue sempre. È sempre lì. E ogni tanto viene fuori. Quanti hanno fatto questa esperienza? Avete mai fatto questa esperienza? Pensavate che una volta scese nelle acque battesimali quel vecchio lì è morto e non si fa più vivo. No, lui si fa sempre vivo. Ogni tanto esce fuori e vuole ricordarti delle cose passate. In Matteo al capitolo 16, al versetto 17, Gesù replicando disse: tu sei beato Simone. Vi ricordate quando lui disse: chi dice la gente che io sia? Tu sei beato Simone, figlio di Giona, perché non la carne e il sangue ti hanno rivelato questo, ma il Padre mio che è nei cieli. E anch'io ti dico, cioè vedete la deità di Cristo, il Padre mio ti ha detto: anch'io ti dico, Gesù ha autorità, anch'io ti dico, tu sei Pietro. E su questa pietra edificherò la mia chiesa e le porte dell'Ades non la potranno vincere. Qui dice, Gesù replicando disse: tu sei beato Simone. Lo chiama Simone. Simone di Giona. Era il nome che lui aveva. Simone. Poi gli dice, dopo che ha avuto la rivelazione, dice: tu sei Pietro. E noi sappiamo che su questo è stata fondata una religione. Ma Gesù dice: io sono la pietra angolare, quella pietra angolare. Simone vive una vita altalenante. Sto parlando di Simon Pietro, quindi Simone vive una vita altalenante. Capitolo 22 di Luca, dal 31 al 34, Gesù si rivolge a lui. Vorrei che voi questa mattina poteste ascoltarmi bene, perché c'è un messaggio per la tua vita, è molto importante. Come lo chiama Gesù qui? Simone, Simone. Ecco, per ben 2 volte dice Simone, Simone, non dice Pietro. Simone, Simone. Ecco, Satana ha chiesto di vagliarvi come si vaglia il grano, ma io ho pregato per te affinché la tua fede non venga meno. E tu, quando sarai convertito, fortifica i tuoi fratelli. Pietro gli disse: Signore, sono pronto ad andare con te in prigione alla morte. E Gesù: Pietro, io ti dico che oggi il gallo non canterà prima che tu mi abbia rinnegato 3 volte di conoscermi. 3 volte tu dirai: non l'ho mai conosciuto, anzi lui ha spergiurato. Chi io? Lui? Mai visto.
stai sbagliando, non sono mai stato con lui. E il Signore gli dice: Simone, Simone. Il Signore ha voluto insegnare Pietro tante volte e attraverso gli insegnamenti che lui gli fa lo sta preparando affinché lui possa essere fortificato. Fratelli, tutto quello che noi passiamo, tutto quello che noi viviamo, anche i nostri errori, i nostri sbagli, i nostri fallimenti, ci servono. Ci servono per conoscerci, ci servono per non vantarci di nulla. Noi non dobbiamo mai vantarci di nulla. Se noi siamo nella fede è solo per la grazia di Dio. È solo perché Gesù prega per noi ogni giorno. Io ho pregato per te. Guardate, dice Simone, Simone, Satana ha chiesto di vagliarvi al plurale, poi dice io ho pregato per te, perché sapeva che Pietro era debole, ma Pietro non lo sapeva. Simone ha dovuto fare un'esperienza, Simone si è dovuto incontrare con se stesso, ha dovuto fare questa esperienza nella sua vita per capire. Lui dice: Signore, io sono pronto ad andare in prigione per te. Era sincero quando l'ha detto, ma non si conosceva. E a volte noi facciamo queste affermazioni al Signore, ma non sappiamo quello che stiamo dicendo. E poi il Signore gli dovette insegnare, vi ricordate quando poi dopo Signore mi ami tu? Pietro mi ami tu? Signore tu sai ogni cosa, alla fine ha dovuto dire Signore tu mi conosci. Ecco il vero servo di Dio, Signore tu sai ogni cosa. Io non posso prometterti niente, però tu sai il mio desiderio, quello di servirti, quello di amarti. In Luca al capitolo 5 al versetto 4, guardate cosa dice qui. Come ebbe terminato di parlare, disse a Simone. Gesù stava predicando lungo la riva e Gesù disse a Simone, prendi il largo. Cioè gli sta dando un altro insegnamento. Lui aveva un'esperienza di pescatore, era un pescatore, la sua vita ha sempre pescato. Difatti più avanti voi leggete che lui dice: Signore, ma noi abbiamo pescato tutta la notte. Signore quasi quasi sta per dire: Signore, guarda, tu sicuramente tante cose le conosci, le sai, ma se parliamo di pesca, io ho esperienza, sono un pescatore. Abbiamo pescato tutta la notte, non c'è niente, specialmente al mattino presto, i pesci non li trovi più, perché devi andare di notte a pescare, o all'alba, prestissimo. E lui gli dice: Simone, prendi il largo. Simone, esci fuori, prendi il largo. E lui gli dice: Signore, alla tua parola io getterò le reti. Ha ubbidito e ha preso 153 grossi pesci. Vi ricordate? La pesca miracolosa, dice, ma io penso che la pesca miracolosa l'ha fatto la sua prima predicazione negli Atti degli Apostoli, quando 3.000 persone hanno alzato la mano e si sono convertiti perché Gesù aveva detto: io vi farò pescatori d'uomini. Quella è la pesca miracolosa, non tanto quella del pesco. Il nome Simone deriva quindi dal nome ebraico Shimon, che significa ascoltare. Simone deriva dal nome ebraico ascoltare. Cosa dice la parola di Dio? La fede viene dall'udire. Dall'udire la parola di Dio. Perché siamo qui questa mattina? Perché vogliamo ascoltare la parola di Dio. Perché attraverso di esso ci viene data la fede. Iniziamo a comprendere, a capire. Quindi Simone, ricordatevi che Gesù gli aveva detto: quando sarai convertito. Vuol dire che Simone non era ancora convertito. Simone ha fatto esperienza soprannaturale, Simone ha camminato sulle acque, Simone ha visto sul monte della trasfigurazione Gesù, Elia, i profeti. Ha fatto delle cose veramente incredibili, quello che lui ha potuto vedere con Gesù, non l'hanno visto gli altri. Ma tutto ciò non gli era bastato. Simone corre, vi ricordate, insieme con Giovanni al sepolcro. E Giovanni si affaccia e torna indietro. Simone ha qualche perplessità. Che succede? Ritorna a pescare alla vecchia vita. Pietro invece deriva dal greco, che vuol dire Petros, che vuol dire letteralmente roccia, pietra. E l'Apostolo Pietro, guardate cosa scrive. Pietro scrive nella sua prima lettera, nel capitolo 2, versetto 5, anche voi come pietre viventi. Anche voi come pietre viventi.
sta parlando alla Chiesa e sta facendo questa esperienza dicendo: io ora sono una pietra nel corpo di Cristo. Sono una pietra che questa pietra forma il tempio dello Spirito Santo. Io e te siamo pietre. Guardate, non dice mattoni, i mattoni sono tutti uguali. I mattoni sono fatti a stampa, le pietre no. Avete mai visto un vecchio muratore bravo di quelli che rompono le pietre e li mettono insieme? Avete visto quando finiscono quel muro? È una cosa artistica meravigliosa, straordinaria. Sono maestri. E ogni pietra è messa al posto giusto. E ogni pietra, prima di prenderla, lui guarda lì, magari prende quel martello, che è un martello particolare, lo picchia, e chissà quella pietra, se potesse parlare, cosa direbbe. Ma cosa mi stai facendo? Non ti preoccupare, ti sto preparando per andare in cielo. Ti sto preparando per essere inserito nel corpo. Ti sto preparando. Il Signore tante volte deve togliere tante cose dalla nostra vita. Siamo pietre, non mattoni. I mattoni sono quelli che voi vedete, sono tutti uguali, con la cravatta, tutti uguali. Quelli sono mattoni. Tu sei diverso da chiunque altro. Sei unico e nessuno è come te. E non ce ne può essere né più un altro come te. La tua pupilla è unica, non esiste un altro. Le tue impronte digitali sono tue, non esistono altre. Sei unico, Dio ti ha creato nella tua unicità. E sei una pietra per il Tempio di Dio. Sono da solo stamattina? Questa è una chiesa pentecostale. Sapete la chiesa pentecostale cosa fa? Partecipa al culto. Io sono stato in diverse chiese dove c'è un silenzio e ho anche predicato in quelle chiese. Io poi, figurati come sono fatto io, che urlo, strillo, mi metto a fare non potevo dire assolutamente né toccare lo Spirito Santo, perché lo Spirito Santo non puoi toccare. Non vedevo l'ora di uscire. Io sono orgoglioso quando sento la Chiesa che loda il Signore, perché il culto lo facciamo insieme, gloria a Dio, amen. Quando mi hanno infidato i fratelli africani, i fratelli di colore, sono andato a predicare in mezzo a loro, lì sì che è meraviglioso, perché si alzano, gloria a Dio, iniziano quando tu predichi e dici alleluia, gloria a Dio, ti rispondono. Non puoi neanche stare lì, perché il culto è meraviglioso, la potenza dello Spirito Santo è sull'assemblea, non c'è un oratore. Qui non abbiamo bisogno di oratori, abbiamo bisogno di una chiesa che loda il Signore, e quando qualcosa ti viene detto nello Spirito, alza la mano e di gloria a Dio, lascia che anche a casa vedano che non sei qui come spettatrice, come spettatore, ma sei qui per lodare il Signore. Gloria a Dio. Io sono fiero di appartenere a una chiesa pentecostale, sono pentecostale dall'unghia del piede fino a questi pochi capelli che mi sono rimasti. Perché il Signore a 14 anni mi ha battezzato nello Spirito Santo, ho iniziato a parlare per 3 giorni, non mi fermavo più in lingue, non mi hanno portato neanche a scuola perché non riuscivo, non parlavo più italiano. È stata una cosa incredibile, Dio mi ha preso in pieno, bellissimo, non posso mai dimenticarmelo, lo ripeto sempre. Mia mamma mi cambiava la maglia perché ero tutto sudato, mi metteva un'altra maglia e io continuavo, e mia mamma diceva a mio padre: come lo porta a scuola? Cosa gli dico? Ma ricordo quel giorno in cui lo Spirito Santo scese su di me. Gloria a Dio, Signore, riempimi ancora di quel tuo Santo Spirito, perché senza l'unzione non possiamo fare niente. Possiamo partecipare alle scuole bibliche, possiamo avere tutti gli insegnamenti biblici, tutto quello che vuoi, ma quando lo Spirito Santo scende su di te non c'è nessun migliore insegnante. È Lui che rivela ogni cosa. È lo Spirito Santo che rivela, è lo Spirito Santo che tocca, è lo Spirito Santo che libera. C'è potenza nel sangue di Gesù, c'è potenza nel nome di Gesù. Pietro, tu sarai una roccia. E allora veniamo al testo. Pietro dormiva. Qual è il testo che ho messo, il titolo che ho dato? Dorme. Forse tu ti sarai chiesto, no, ma cosa ci dirà il pastore? Dorme. E la domanda è: dorme?
Dorme? Ma com'è possibile che uno dorme sapendo che domani mattina gli tagliavano la testa come hanno fatto a Giacomo? Giacomo è morto, fin di spalla. Com'è possibile che dormi? Forse Gesù gli aveva rivelato qualcosa? Vi risulta a voi che Gesù gli aveva detto qualcosa? Vi risulta a voi questo? Che Gesù gli aveva detto qualcosa a riguardo? E perché Pietro dormiva? Come aveva questa pace a dormire? Pietro ha fatto tante esperienze nella sua vita. Pietro viene da un rinnegamento, ha rinnegato il Signore. Pietro viene da un'esperienza negativa, Pietro ha visto ed è caduto su questa cosa. Ma quando lo Spirito Santo è sceso su di lui, non era più Simone, era Pietro. Ed è per questo che nella Chiesa del Signore tu devi ricevere lo Spirito Santo nella tua vita. Se tu non hai ricevuto lo Spirito Santo nella tua vita, tu rimani sempre con il tuo vecchio nome. E ricordati che non basta avere il Signore qui, noi lo dobbiamo avere qui. È qui. La potenza dello Spirito Santo è qui. E il diavolo lo sa se tu ce l'hai qui o ce l'hai qui. Lo sa molto bene. Vi ricordate quei figli di Sheba? Vi ricordate quanti hanno un po' di conoscenza biblica? Nel nome di Gesù che Paolo predica, voleva liberare un demonio. Questo, vedete cosa fecero? Assalirono, gli diedero di quelle botte. E il diavolo cosa gli disse? A Paolo lo conosciamo, a Gesù lo conosciamo, ma tu chi sei? Pensa a te, se tu ti trovi davanti a una persona indemoniata e vuoi liberarlo solo perché pensi che sia uno slogan, nel nome di Gesù, e Gesù non c'è. Ma lui lo vede se quando è in te, lo riconosce, conosce l'autorità che ti ha dato. Pietro dorme e Pietro può dormire tranquillamente. Ma chi gliel'aveva detto? Gesù gliel'aveva detto. Gesù gli aveva detto. Volete vedere dove è scritto? Volete vedere dove è scritto? Venite con me. Giovanni capitolo 21, versetto 18. Gesù gli aveva detto a Pietro. E lui poteva dormire perché a questo punto lui si fidava del Signore. Perché posso sbagliare una volta, posso venire meno una volta. Ma adesso no. Adesso io mi fido delle parole di Gesù. E quindi posso dormire in mezzo ai soldati, in mezzo a 4 picche di soldati. Io dormo. Perché? Perché Erode non ha nessuna autorità sulla mia vita. Ascolta bene, nessun medico ha autorità sulla tua vita. Nessun uomo sulla faccia della terra ha autorità sulla tua vita. Solo Dio ha autorità sulla tua vita. L'ultima parola ce l'ha Dio. E cosa dice Giovanni capitolo 21, versetto 18? C'è? In verità vi dico, in verità ti dico, che quando eri giovane ti cingevi da te e andavi dove volevi, ma quando sarai, Pietro non era vecchio. Pietro non era vecchio, aveva un'età, ma non era vecchio. E Gesù gli dice, ascolta Pietro, tu andavi dove volevi, ma quando sarai vecchio stenderai le tue mani e un altro ti cingerà e ti condurrà là dove tu non vorresti. E Pietro mette questo nella sua vita e dice, il Signore mi ha detto che io invecchierò e quindi non può farmi niente Erode. Vivi nelle promesse di Dio. Vivi nelle promesse di Dio. Ricorda di ciò che Dio ti ha dato. Ricorda di ciò che Dio ti dice, perché il nemico verrà ogni giorno a rubarti le benedizioni di Dio, verrà a rubarti quello che Lui ha voluto mettere nella tua vita, ma quando Lui viene da te, guardalo in faccia. La parola di Dio dice, quando l'avversario verrà, sottomettetevi dunque a Dio, resistetegli in faccia ed egli fuggirà da voi. Caro Erode, il Signore mi ha detto,
quando sarò vecchio. E io non sono ancora vecchio. Fratelli, dobbiamo conoscere la parola di Dio, siete d'accordo o no? Hai mai pensato a questo passo? Dimmelo. Perché Pietro dormiva? E io me lo sono chiesto, ho detto, Signore, ma come faceva Pietro a dormire? E va a vedere che cosa gli ho detto io a Pietro. Abbiamo bisogno della rivelazione dello Spirito Santo, abbiamo bisogno del tempo di stare nella presenza di Dio, abbiamo bisogno del tempo di prendere la Bibbia e lasciare che la parola di Dio parli al nostro cuore e spegnere un po' il televisore. Perdere certe cose che non sono interessanti per la nostra vita. Vai alla parola di Dio. Il mio popolo perisce per mancanza di conoscenza. Tutti gli attacchi del nemico hanno avuto vittoria perché non hanno saputo prendere autorità della parola di Dio. Quando Satana ha attaccato Gesù, come l'ha vinto Gesù? Come l'ha vinto? Con la parola. E Satana come l'ho attaccato? L'ho attaccato con la parola. È scritto. Che lui diventa religioso. È scritto. Ma Gesù diceva è altresì scritto. È altresì scritto. Non possiamo continuare ad essere credenti all'acqua di rosa. Fratelli, ascoltate quello che voglio dirvi. Il Signore mi ha rivelato questo nel mio cuore quando mi ha detto per cosa ti preoccupi. Verranno tempi ancora più difficili di questi. Si sta setacciando un po'. E realmente chi ha fatto un'esperienza con il Signore, chi ha dato la sua vita al Signore completamente, saranno quelli che saranno in piedi, coloro che conoscono la parola, coloro che non hanno cambiato religione da cattolici sono diventati evangelici e pensano di essere salvati per questo. Assolutamente no. Gesù non è venuto a creare una religione, Gesù è venuto a creare una relazione con ognuno di noi. Io conosco Gesù. Questa settimana ho parlato con un paio di persone che ho avuto modo di poter parlare. Una persona diceva io ho perso proprio la fede completamente e ho cercato in qualche modo di aiutare. Ho detto Signore aiutami perché non vorrei mai offendere nessuno e neanche farmi sentire che io sono il conoscitore, la parola dice, non serve a niente in quel momento. Quindi abbiamo bisogno della rivelazione di Gesù. Ho sentito una testimonianza meravigliosa. Nel 1964 c'era un nuotatore, un tuffatore, che un suo amico, adesso non ricordo il nome ma casomai poi ve lo dirò, un suo amico gli parlò del Signore ai Giochi Olimpici e lui dice non ho tempo, mi devo preparare per le gare, non ho tempo di sentire il Signore, non mi importa, al momento non importa. E lui diceva guarda che è importante conoscere il Signore. Noi oggi ci siamo, domani non ci siamo. È importante che tu conosci il Signore. E questo nuotatore dice che erano in quest'albergo, durante la notte lo Spirito Santo continuò a parlare al suo cuore, dirmi aprimi la porta del tuo cuore perché io sono proprio qui, voglio entrare nella tua vita. E lui uscì dalla camera e dice che andò verso la piscina dove dovevano allenarsi, dovevano fare gli allenamenti, allenò e salì a 10 metri d'altezza sul trampolino. Era tutto buio, era buio e lui si mise sopra quel trampolino e mentre era lì lo Spirito Santo proprio iniziò a parlare al suo cuore. Io voglio entrare nella tua vita, io voglio che tu nasca di nuovo, che tu possa conoscermi. E lui si inginocchiò su quel trampolino a 10 metri d'altezza e diede il suo cuore al Signore. E iniziò a piangere, ma pianse così forte che il responsabile, il guardiano del centro, accese le luci. E quando accese le luci alzò la testa e vide che c'era lui là sopra che piangeva e disse fermati, fermati, fermati. E lui gli disse cosa succede? Dice non c'è acqua, non c'è acqua. Lui era salito lassù per gettarsi in acqua, ma le luci erano spente e avevano cambiato l'acqua per prepararla per l'anno dopo. E in quel momento ha aperto la porta al Signore.
Questa mattina forse tu sei qui e non hai ancora dato il cuore al Signore. Non importa da quanti anni frequenti, vieni in chiesa, frequenti il Signore, tu solo sai. Forse ti trovi qui e tu non sai il domani, non lo sai. Tu non puoi vivere delle tue paure. Pietro non viveva di paura. Pietro non aveva più paura, non era più il Simone, era Pietro. E questo può avvenire alla tua vita solo alla vera conversione nella tua vita. Perché avviene questo nella tua vita? Perché qualcuno viene ad abitare nel tuo cuore. Non è più qualcosa di psicologicamente, cioè nella mente. No, non è più. Perché se noi abbiamo qualcosa nella mente, oggi ci sentiamo forti, domani siamo deboli, ce ne scappiamo. Paolo dice, qual è il mio verso preferito? Non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. Cristo vive in me. Ed è meraviglioso questo. Quando il Signore vive nella nostra vita, siamo veramente credenti nati di nuovo. E Paolo dice, chi mi separerà dall'amore di Cristo? Chi potrà mai separarmi dall'amore di Cristo? È importante. Guardate, un angelo arriva, lo libera e c'è una porta. C'è una porta che l'angelo non apre. Avete notato? Avete notato? C'è la porta di ferro che l'angelo non apre. Lui lo sveglia, passano attraverso una porta, ma poi si trovano davanti a una porta di ferro che l'angelo non apre. Quella porta la apre Dio. Passano attraverso quella porta. Ci sono delle porte che solo Dio può aprire. Ci sono porte nella tua vita che solo il Signore può aprirlo, nessuno può farlo. Solo Lui può farlo. E allora quando noi viviamo alla presenza di Dio e siamo Suoi figliuoli, Dio si provvederà di aprire le porte di ferro. Dio si provvederà di aprire le porte di ferro. Forse tu hai un compagno, una compagna, un marito che non è ancora convertito, è una porta di ferro. È una porta di ferro. Io dico sempre ai giovani, guardate, ragazzi, giovani, quando ti sposi con una sorella o con un fratello ci sono problemi e ci saranno problemi. Però quella casa è piantata sulla roccia. I problemi arrivano, ma il Signore interviene in quella casa. Pensate quando invece ti prendi un marito, un compagno, un fidanzato che non è credente. Arrivano i problemi. E cosa succede? Dobbiamo sceglierci un compagno che ha il cuore e il desiderio di amare il Signore. Se il tuo compagno ama il Signore, ama te. Se la tua compagna ama il Signore, ama te. Perché di conseguenza. Guardate che bello quando l'Apostolo Paolo dice, quando la moglie è convertita rende quella casa santificata. Bellissimo. Perché c'è la presenza del Signore in quella casa. E i figli non sono bastardi. Bellissimo. Sono santificati nel Signore. Ma quando una coppia è insieme, guardate, ritorniamo a quello che vi stavo dicendo prima. Se due di voi si accordano, la coppia da cosa è formata? Da? Due di voi. La parola di Dio dice 2 ne cacceranno 1000, ne inseguiranno 1000. 2 di voi. La paura è una prigione. Proverbi capitolo 29, versetto 25 dice: la paura dell'uomo costituisce un laccio, ma chi confida nell'Eterno è al sicuro. Ci sono delle prigioni, è vero, ci possiamo trovare anche nelle prigioni. Possiamo avere anche dei momenti difficili nella nostra vita. Giuseppe, se non ci fosse stata quella prigione, Giuseppe è stato in prigione. Però io leggo almeno 5 volte nella prigione di Giuseppe, se voi leggete il capitolo,
al capitolo 39, io leggo ben 5 volte, ma Dio era con Giuseppe, ma Dio era con lui, ma Dio era con lui. Ci sono delle prigioni, sì, possiamo essere nelle prigioni, ma la cosa più importante è che Dio è con noi, perché se Dio è con noi, chi sarà contro di noi? È importante. Paolo e Sila erano in prigione, furono picchiati, frustrati, ma cosa fecero? Iniziarono a lodare il Signore, a glorificare il nome del Signore. Io capisco che è difficile quando ti senti imprigionato lodare e glorificare il Signore, ma come diceva mio papà, mio padre diceva che quando lui lodava il Signore era come un insetticida per il diavolo. Spruzzava insetticida per la casa. Lui iniziava a lodare il Signore, a glorificare il nome del Signore. Alleluia! E la scrittura ci dice che quella porta che fu aperta non fu un angelo, ma fu Dio. Chi aprì il Mar Rosso? Mosè? Chi aprì il Mar Rosso? Dio. E Dio ancora oggi è potente di aprire qualsiasi situazione, qualsiasi porta nella tua vita, qualsiasi momento difficile. Ora vieni a quello che voglio dirti questa mattina. Ci sono alcuni in mezzo a noi, non lo dico perché lo so, ma lo dico per rivelazione, che a volte vengono presi da paura, vivono stati d'ansia molto forti. E io questa mattina voglio pregare per te, voglio pregare affinché tu non vivi più nella paura. Credo che in mezzo a noi ci saranno fratelli che vogliono pregare anche loro per te, coloro che hanno vissuto dei momenti difficili. La parola di Dio dice che l'amore perfetto caccia via la paura. Sapete chi è l'amore perfetto? Gesù. Vuoi continuare a vivere nella paura? Stati d'ansia? Quando succede qualcosa, quest'ansia inizia a prendere la tua vita, la tua mente, non riesci più a controllare? È terribile, vero? Chi soffre di attacchi di panico. È terribile. Io non voglio dirti che non avrai più paura. La paura verrà ancora nella tua vita, fino all'ultimo giorno della tua vita, però non avrà potere su di te e sulla tua mente, perché tu ti rifugierai nel Signore, ti ricorderai di questo messaggio che lo Spirito Santo ci ha dato questa mattina. Alziamoci in piedi. Per favore, possiamo cantare di nuovo della paura? Voglio dirti questo questa mattina. Non voglio pregare per te per altre cose. Non voglio pregare per guarigioni, per liberazioni, per altre cose. Io voglio semplicemente pregare con te e per te, proprio per questo. Perché, ascolta bene, è da tempo che tu non dormi. È tempo che durante la notte ti succede questo, non dormi. Forse tu che mi stai ascoltando a casa, lì dove sei, inginocchiati in questo momento, perché il Signore vuole liberarti dalle paure. Vedete, non dice dalla paura, ma delle paure. Sono tante, ci assalgono, anche quando un figlio sta male. Una cosa è avere sì quel sentimento, ma non essere succube delle paure. Cosa farò? Come interverrò? Perché Dio ha il pieno controllo di ogni cosa nella tua vita e Lui vuole avere il pieno controllo della tua vita. Lui non vuole essere qui, Lui vuole essere qui. Qualcuno ha visto quante volte è scritto nella Bibbia non temere, è vero? Qualcuno ha fatto un conteggio, andare a vedere nella Bibbia quante volte è scritto non temere. E ha notato che è scritto 366 volte. Quanti sono i giorni dell'anno? 365. Poi c'è l'anno bisestile, perché il Signore non si dimentica mica dell'anno bisestile. Non temere, perché io sono con te. Non puoi continuare ad essere credente qui, ma Lui vuole vivere qui in te.
Ti ripeto, stamattina non voglio dirti che non avrai più paura, non sono qui a essere il liberatore di chissà che cosa. Io voglio dirti che Gesù libera. Voglio dirti che Gesù vive nella nostra vita e non possiamo permettere al nemico di rubarci la benedizione di Dio. Pietro non glielo ha permesso, Pietro dormiva. E il sonno viene solo dal Signore, lo sapete? Che Dio dona il sonno. Viene dal Signore. Allora questa mattina, mentre noi cantiamo, se tu sei uno di questo, non muoverti da lì se non lo sei, non ti preoccupare, non mi importa. Se qui davanti non viene nessuno, non ha importanza. Se tu desideri che io prego per te, perché io lo so nello spirito che c'è più di qualcuno questa mattina. Questo messaggio è più di qualcuno questa mattina. Il Signore vuole portare quella pace profonda nel tuo cuore, quella pace che sopravanza ogni intelligenza, dice l'Apostolo Paolo, custodirà i vostri cuori e i vostri pensieri in Cristo Gesù. Amen. Alleluia, vieni pure avanti, non ti preoccupare. Alleluia. Non sono più schiavo, sono figlio di Dio. Delle paure non sono più schiavo, sono un figlio di Dio. Mi hai chiamato a te con una melodia e mi circondi col tuo amore che mi libera dai nemici miei. Hai distrutto le paure. Le paure non sono più schiavo. Essere schiavo delle paure. Sono un figlio di Dio. Delle paure non sono più schiavo. Sono un figlio di Dio. Tu hai scelto me dal grembo di mia madre, per nome tu mi hai chiamato, eri nato solo nella famiglia tua, il tuo sangue scorre in me. Delle paure non sono più schiavo. Signore, libera. Sono un figlio di Dio. Delle paure non sono più schiavo. Sono un figlio di Dio. Oh, 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 oh.
Alleluia, gloria a Gesù. Le paure non sono più schiavo, Lo puoi dire questa mattina? sono un figlio di Dio. Delle paure non sono più schiavo, sono un figlio di Dio. Oh, alleluia. Vogliamo rimanere ancora costante? Vogliamo lasciare lo Spirito Santo? Se te la senti, vieni avanti, non ti preoccupare. Anche se non ci sono io, c'è il Signore. È un atto di fede. Il Signore ti toccherà. Il Signore toccherà il tuo cuore. Oh, alleluia. La tua fedeltà è grande. La tua Fedeltà è incomparabile, nessuno è come te, o eterno è Dio. Grande è la tua fedeltà, la tua fedeltà è grande, la tua fedeltà è incomparabile, nessuno è come te, o eterno è Dio. Grande è la tua fedeltà, la tua fedeltà è grande, la tua fedeltà è incomparabile, nessuno è come te, o eterno è Dio. Grande è la tua fedeltà. La tua fedeltà è incomparabile. incomparabile, Alleluia. nessuno è come te, o eterno è Dio. Grande la tua fedeltà. Grande è la tua fedeltà, Sei l'eterno che vive. Tu sei l'eterno che vive. grande è la tua fedeltà, Oh, alleluia. grande è la tua fedeltà. Signore, proteggilo. Dovunque vada. Nel nome di Gesù. Alleluia a te, Signore. Gloria a Gesù. Alleluia. Gloria a te, Signore. Alleluia. Quanti possono testimoniare che il Signore l'ha liberato dalle paure? Gloria a Dio. Alleluia. Ricordo quando Rachele venne qui. Rachele ha sofferto di attacchi di panico. Ricordo quando venne dalla Sicilia, lei non guidava, non riusciva a guidare.
Si era fatta portare l'auto, ma non la poteva prendere. Ricordo che la seguivo con la macchina dietro. Il Signore ha liberato. Amen. Ci pensavo proprio mentre tu, prima del messaggio, volevo proprio testimoniare. Però ora che tu hai detto proprio questo episodio, io non guidavo la macchina se non proprio per brevi tragitti. Quindi vengo qua nel Veneto in un modo miracoloso che solo Dio poteva farlo, perché non riuscivo a stare nemmeno nei luoghi chiusi, claustrofobica, quindi l'aereo, ciao, te lo sogni che lo prendi, però per grazia di Dio l'ho preso. E, insomma, il pastore mi dice: se non hai la macchina non puoi stare, cioè non puoi lavorare qua. E dico: pastore, ma io porto la macchina, ma chi la porta la macchina? La porti tu. Comunque c'era lui dietro, lì ho guidato, però poi mi trovavo a Vicenza e dovevo andare a lavorare a Rosà, che non è poca. Ricordo che quella notte proprio è stato bruttissimo, perché io dicevo: io non ce la posso fare, io non capisco niente, mi perdo a Carlendini dove abito io, figurati qua a strade. La notte non avevo dormito, avevo vomitato, proprio ero distrutta. Mi metto nella macchina la mattina piangendo e dico: ok Signore, devo portare la macchina, io sono le mani, tu mi porterai a Rosà, io non so come ma tu mi ci porterai. Insomma, ho guidato fino a Rosà piangendo, che arrivo lì a scuola che ero una faccia bellissima, ma per grazia di Dio ero arrivata a Rosà in quella scuola. La stessa cosa, ho detto: Signore, ora tu mi devi portare a casa. Quindi ecco, e mi ha riportata a casa. Da lì Dio ha fatto un miracolo ogni giorno che mi ha proprio ridato la vita, rinata. Bene. Voglio dirti solo questo, poi concludiamo, andiamo a casa. Perdonami Rachele se parlerò di te. Lei fra poco andrà via, è stata qui. Quanti anni sei stata qui? 4 anni e mezzo. 4 anni e mezzo. Quando venne qui Rachele, figlia di pastore, era seduta lì. Io l'ho conosciuto lì, nella loro chiesa a Lentini. Era seduta lì. Suo padre mi ha chiamato e mi ha detto: fai come se fosse tua figlia. Lei cantava in chiesa, che bella voce Rachele, vero? Era qui, non cantava più. Era veramente messa male. E il Signore ha liberato il suo cuore. Guardate fratelli, ascoltate bene. Dio interviene nella tua vita quando tu ti converti. Non potrà mai intervenire se tu non confessi il tuo peccato davanti al Signore. Questa fu la prima predicazione di Pietro. Convertitevi, confessate i vostri peccati. C'erano situazioni di cui lei doveva sistemare e lo ha fatto. E il Signore è intervenuto in maniera meravigliosa e io ho visto i progressi, ma tutti li hanno visti nella sua vita. Rachele ha iniziato a correre, poi ha iniziato a salire qua su, ha iniziato a ricantare. La mamma e il papà dalla Sicilia che guardano la domenica, e adesso gliela ridò che canterà in chiesa. Perché questa qui, che ne dicono, è una locanda. È una locanda per guarire. Il Signore mi ha dato questa comunità affinché noi possiamo guarire i cuori. Possiamo essere dei papà e delle mamme, abbracciare, stare vicino, guarire. Non sappiamo il tempo che resteranno, ma questo non è importante per noi. Noi non vogliamo una chiesa grande, vogliamo essere fedeli al Signore con tutto il cuore. Amen. Dio ci benedica. Buona domenica a tutti quanti voi. Gloria a Dio.